Eccoci qui oggi 31 maggio con il nostro primo ospite della mattinata, il dottor Razzini, direttore generale di Veritas. Dottor Razzini, ci può spiegare quali sono le competenze di Veritas sul tema dell'acqua, che è un po' il tema portante del Salone Nautico? Sì, noi ci occupiamo da diverso tempo ovviamente della gestione principale, insomma, è quella del servizio idrico integrato, che significa acquedotti e quindi acqua potabile nelle case, delle famiglie, delle imprese del nostro territorio, e poi abbiamo fognatura e depurazione, dove anche qui l'azienda Veritas è molto attrezzata, perché diciamo che la zona del bacino scolante della Laguna di Venezia è fra le zone più protette dal punto di vista appunto della qualità delle acque depurate d'Italia, è fra le prime tra l'altro d'Italia a essersi dotata di depuratori moderni, diciamo. Ecco, nei giorni scorsi c'è stato un importante seminario che si è tenuto appunto mercoledì presso l'Auditorium Grimani della sede di Mestre della Camera di Commercio, in cui si è parlato tanto anche delle crisi idriche e del ruolo che hanno le società come la vostra nel garantire la sostenibilità anche di fronte alla crisi idrica e agli eventi estremi. Come sta agendo Veritas in questo frangente? Sì, E che cosa sta succedendo l'occasione è stata interessante perché si è potuto un po' spaziare e approfondire gli argomenti. Direi che le cose possono essere divise in due parti. Certo, cosa facciamo noi come Veritas e in generale i gestori degli acquedotti o del servizio idrico integrato sono impegnati oggi con un sistema, chiamiamolo nuovo, che si chiama di regolazione di questo servizio, a investire e a rinnovare delle infrastrutture che per forza di cose sono diventate molto anziane, soprattutto nei territori che sono dotati di servizi moderni da tanto tempo. Adesso nel caso veneziano l'acquedotto ha più di 140 anni e quindi diciamo che il suo dovere certo lo ha fatto, ma anche le infrastrutture più moderne ne hanno 60 o 70 e quindi bisogna investire per rinnovare queste strutture. E questi investimenti, la regolazione, che appunto è un nuovo meccanismo amministrativo, li spinge e spinge quindi i gestori a farli secondo principi moderni che magari in Europa sono già affermati da decenni. Certamente questo tipo di rinnovamento delle infrastrutture e dei servizi passa attraverso un incremento degli investimenti e anche delle tariffe, perché il nostro è un paese dove la tariffazione di questo servizio è il più basso praticamente del mondo. Insomma. Poi noi nel nostro piccolo abbiamo una delle tariffe più basse d'Italia, certo la più bassa del Veneto, quindi da un lato è un vanto poter spendere poco per questi servizi, ma dall'altro, di questo si è parlato anche lo scorso mercoledì, dall'altro questo particolare fenomeno per cui quasi unico nel mondo, per cui una cosa che costa poco, diciamo, noi la associamo, noi come persone, a qualcosa che non vale niente, o comunque che ce n'è in abbondanza, per cui costa poco, ci fa diventare dei cattivi, degli spreconi, no? Consideriamo una cosa che costa poco e non vale niente. Ecco. Più o meno l'acqua ha questa percezione, quindi qui non è più la competenza del gestore, qui è la coscienza dei comportamenti e la conoscenza di risorse, in questo caso di beni comuni, perché l'acqua come l'aria è un bene comune, che però vengono sprecati in termini assoluti, cioè dai nostri comportamenti in senso generale. Si è parlato molto di questo